Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, è intervenuto a seguito del crollo della porzione di muro all'interno del cortile dell'ex ospedale civile in via Atenea, affermando a seguito del crollo di una porzione di muro all'interno del cortile dell'ex ospedale civile di via Atenea, di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo, attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione per diventare sede universitaria. Ieri, insieme ai tecnici del Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile Comunale e ai Carabinieri, mi sono recato personalmente sul posto per un sopralluogo. Dopo una prima messa in sicurezza e l'evacuazione delle aree interessate, opportunamente transennate, i Carabinieri hanno posto i sigilli al cantiere. Anche ieri mattina sono in corso approfondite ricognizioni e valutazioni tecniche effettuate dall'Alto a cantiere sequestrato per verificare le condizioni del muro crollato e delle aree perimetrali. In attesa di accertare le cause del cedimento strutturale, la Protezione Civile Comunale ha richiesto alla Polizia Municipale di individuare percorsi alternativi sulla via Atenea che consentiranno l'accesso alle abitazioni, considerato che l'ingresso di Ponte di Porto è stato al momento interdetto. Sono stati attivati gli interventi di AICA per l'isolamento della rete fognaria e la chiusura delle utenze adiacenti al muro crollato. Inoltre un'impresa incaricata dal Comune di Agrigento è al lavoro per rafforzare la messa in sicurezza delle aree interdette con ulteriori transennamenti secondo quanto disposto dal comandante dei Carabinieri presente durante i sopralluoghi. Le cause del crollo, fortunatamente avvenute in orario non lavorativo, afferma il sindaco di Agrigento, senza il coinvolgimento di operai, cittadini o turisti ospitati nei vicini B&B, devono essere accertate con rigore. In tal senso saranno richieste dal Comune di Agrigento le opportune spiegazioni al RUP e al direttore dei lavori del cantiere, cui spetta il compito di chiarire le dinamiche sull'accaduto. La nostra priorità adesso, afferma Miccichè, è restituire quanto prima sicurezza, normalità e piena agibilità a chi da ieri si è visto privato della propria abitazione. Ci auguriamo, continua Miccichè, che il cantiere possa essere al più presto riconsegnato all'impresa, che dovrà intervenire con urgenza per il consolidamento e ripristino delle strutture crollate, operando in modo efficace con tempistiche certe. Confido che venga fatta piena chiarezza sull'accaduto, conclude Miccichè, che siano attualmente accertate le varie responsabilità e che il progetto di creare una sede universitaria nel cuore della nostra città possa proseguire non solo come visione, ma come concreta opportunità di crescita e rilancio per Agrigento.